Nel 2012 il calo complessivo di vendite di autovetture nel Veneto è stato del 20,2% rispetto all'anno precedente. La provincia col calo più consistente è stata quella di Belluno, scesa del 25,6%. Col 21,6% segue Vicenza, col 20,6% Treviso. Sotto il 20% di calo ci sono Verona, Venezia, Padova e Rovigo. In Polesine il calo minore con una perdita del 17,1%. In cifre si è passati da 135.112 vetture vendute a 107.752. La crisi è iniziata nel 2009. Il sistema è già da 3 anni che sta perdendo al punto tale che in 3 anni si è dimezzato il mercato. Una fascia importante di compratori è praticamente sparita. Il mercato dei giovani sta scomparendo, direi che è quello che è più penalizzato. La fascia dai 18 ai 29 anni in 5 anni ha perso il 50% degli acquirenti, quella dai 30 ai 45 il 45%. A comprare ancora macchine sono gli over 45, anche loro comunque in calo del 28%. Per la prima volta scende anche il mercato dell'usato. Perde l'11,8%. Consideriamo che l'usato è sempre stato un settore che ha sempre, sostituito un'eventuale perdita del valore del mercato del nuovo. Per rilanciare il mercato servirebbero anche interventi sulla tassazione. Un'auto oggi viene usata, come ripeto, per lavorare, credo che dovrebbe essere sicuramente fatta meno pressione in questo senso. Il calo minore riguarda il segmento A, le city car col 12%, 38% in meno invece per il settore E, quello delle macchine di lusso. Le difficoltà sono rappresentate anche dalla chiusura di concessionarie, filiali e rivenditori. Un terzo della cassa integrazione in deroga del settore commercio nel 2012, quasi 1,5 milioni di ore, è stata richiesta dalle circa 10.000 aziende operanti nella vendita e riparazione di automobili.